qui una mamma qua che passava, il comparso Graziati qua, Marco Graziati, e passai capire la sua mamma che correva lì fin qua. No, adesso mio qua, no, copallo, no, io portavo Morgan, copallo. E quindi era da quinto, quindi era da zero, quindi era da tre. E era, come si dice, brigate nere. E purtroppo io portavo Morgan, e Morgan, cioè io ho dato a mangiare bene là. E dopo io mi bastonavo, poi io occupavo quella cosa. A lapide? Ma che avevo fatto qualcosa, che c'era qualche motivo? Perché, come sempre sentito dire che era suo papà era fascista. E l'uno vuole essere là nei tossi, insomma, così, come sentito una storia così. Comunque io ho visto sua mamma. Sua mamma che correva da Dio, si urlava, ma sua mamma era. E ora partì in bicicletta, era in 8-10, ero in mezzo, insomma. A piedi? No, in bicicletta, correndo in bicicletta. Cioè anche Marco, era, sì. Io l'ho messo in bicicletta? In bicicletta. Era armaio ovviamente, sì. Era anche che armaio, ragazzi, non mi ricordo la massa. E che strada che hai fatto dopo? Io ho fatto, dove noi era la strada qua, capito, no? E sei andati su per via Costamare? Sì, via Costamare, ho fatto quel giro là. Qui era qui a solo strada, non era altra strada. Sua mamma che ha corso di Rio fin quando mi ricordo sempre della vista, quando che urlava, sì, diceva, sono abitato così, nel copalo, era partire apposta, partì mandai. Io forzato il mare, poi detto, io contavo sempre così. Avete mai sono morti quanti che e che dopo io ho appena bastonato e l'ho occupato. Ma era una casa dei contadini? Era una casa dei contadini, nei ricambi. Chi si chiamava come questi contadini? Ne pare che era Pavarnetto, mi pare. Poi era sua di Bielorussia, poi era in affitto perché una volta sai proprietario era poco. Probabilmente era anche Bielorussia che era coi fascisti, diciamo, probabilmente. Era con i fascisti, ma questi qua erano brigate nere che ha fatto cavolria, perché era contrario, capiamo qui, che avevano idea. Sai come era, per me, brigate nere era per i fascisti. I giovani erano dopo ciò, era dentro il Pio X, era dove vai poco. Graziati Marco di Giovanni e di Bordignon Giuseppina, nato a Quinto di anni 22. Fu prelevato dalla sua casa nel pomeriggio del 24 aprile da elementi delle Brigate Nere di Treviso, fatto andare con loro in bicicletta sino a Morgano. Lì dovette servirli mentre si fermarono a mangiare e bere in una famiglia. Poi lo fecero risalire in bicicletta ed allontanare per una stradicciuola da campi e mentre si allontanava barbaramente lo trucidarono con raffiche di mitra. La detestazione indignata di tutto il paese per questo nuovo delitto fu vivissima. La salma fu trasportata subito nella cella mortuaria di San Cassiano. I funerali seguirono il giorno 27 aprile alle ore 9, con concorso assai notevole di popolazione, nonostante il tempo cattivo e il timore di nuovi atti perversi delle Brigate Nere. Il sottoscritto ritenne di dover parlare ugualmente contro il ripetersi e l'aggravarsi di delitti tali da essere un disonore per l'umanità. Don Ruggero Andreatta, arciprete.